Si chiama Giuseppe Villani, però per tutti è Mago Peppe. Che cosa fa lei, scusi? Il mago. Complimenti per il suo look. La ringrazio. Domani mattina andrò a fare la spesa così. Signor Boldi, me ne puoi indicare una delle tre? La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2. Apre la mano così, sì. Prende la pallina, la chiude in mano. Non è che mi fai sparire una pallina, eh? No, no, per favore. Chiuda. Ecco. Apre quest'altra mano. Il giochino è semplice. Una lei, una lei. Io non faccio altro che lanciargli, lei la deve prendere con la mano libera. Con la mano libera? 1, 2, 3. Tac. No! Dove ce n'è Ita? Apre la mano piano piano. Ma grande signor Boldi, grande! Però... Signori, Mago Peppe è raccomandato da Maria Grazia Cucinotta! Te non avrai sicuramente il sacchettino dei maghi. Eccolo qua. Aspetta. Ma questo è il sacchettino dei maghi? Ma ce l'hai pure C'è te? anche una zip, guarda qua. Cosa serve questa? Far vedere che non ci sono trucchi? Perché ma il tuo è più grande. E vabbè, guarda, io però questa sera ho portato con me il fazzoletto giallo. Ta-da! Fazzoletto giallo è da maghi. No, Sono Mago anch'io ho Peppe. trovato un fazzoletto giallo. E vabbè, aspetta un po', io però, oltre al fazzoletto giallo, intanto questo qua io lo metto nel mio sacchetto, tu l'hai già messo nel tuo, io, oltre il giallo, ho portato il rosso, giallo-rosso, sono del Messina, eccomi qua, Ma tac. potevo non avere io il giallo-rosso del mio Messina? Vabbè, rosso ce l'hai pure, vediamo, io ho portato però il blu puffo, eccolo qua, il blu puffo ce l'ho, e a te ti manca. Io non ce l'ho, c'ho il blu cielo. Il blu cielo, vabbè, mettiamo tutto nel sacchettino, però l'ultimo speriamo che non ce l'avrai perché io ho il verde speranza, che questa ti manca. E la speranza è sempre l'ultima a morire, darling, l'ho trovata pure io. Vabbè, però Poi che devo fare? i fazzoletti ce l'hai, hai tutto, sì. Hai il sacchetto, ma sicuramente ti manca la magia perché io, guarda qua, tac, e tutti i fazzoletti sono uniti. Eccolo qua. Insomma, devo fare tac? E il tac! Questo qua è il gioco del vampiro. Voi lo sapete chi è il vampiro? Come no? Il famoso conte? Giacula. Colui il quale si nutre di sangue. Noi lavoriamo con delle carte, quindi dobbiamo lavorare di immaginazione e pensare che l'1, il 2 e il 3 siano 3 vittime e questo è il vampiro. Questo ha fatto Napola, Mettiamo il vampiro sopra il 3 di quadri. Avete notato il colore delle vittime? È rosso come il sangue. Il vampiro che fa? Si succhia il sangue. Ed effettivamente prima vittima, seconda vittima, vampiro, e la prima vittima è andata. E la mettiamo qui sul tavolo. Abbiamo altre 2 vittime, abbiamo l'asso, abbiamo il 2 e il nostro vampiro. Mettiamo il vampiro sopra il 2 di quadri ed effettivamente anche la seconda vittima è andata. E la rimettiamo sul tavolo. Abbiamo l'ultima vittima, la più difficile, l'asso di quadri. Vampiro sopra l'asso di quadri. Ed effettivamente anche la terza è andata. Ma, signori, i vampiri esistono o no? Siamo nel 2007, i vampiri non esistono. Bravo, è bravo. Bisogna dire bravo. Pure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno, forse fa male, eppure mi va.